Bella raga, ciao a tutti dal Commenda Veneziano. Oggi siamo qui su Empire Total War, pronti a continuare la campagna con Venezia, anzi, con la grande e splendida Venezia. Allora, come vedete, ho conquistato Kiev. Ho fatto tutto in automatico perché il mio esercito era troppo superiore rispetto all'avversario. Adesso l'obiettivo è quello di eliminare questi piccoli eserciti per poi poter marciare tranquillamente verso Mosca. Intanto ho anche negoziato dei rapporti di pace con i polacchi e l'impero ottomano. E ho fatto questo per stare più tranquillo e concentrare tutte le forze sui russi. Buono, c'è da dire che sono nate anche due nuove città come Timisoara e Ajaccio, e le finanze adesso dello Stato sono positive perché a ogni turno guadagno all'incirca 5.000 monete. E adesso partiamo. Ah, una facile preda! Cerchiamo di eliminarlo subito. Ok, Virtù e valore indomiti! perfetto. Uno è andato. Pronti! In marcia! In attesa di ordini. Uomini, avanti! Ora! Perfetto. Ora! Anche questi sono andati. No, ancora. Madonna, che palle. Avanti! Pronti agli ordini. È importante eliminare il prima possibile questi piccoli eserciti per poi Abbiamo vinto! andare a Mosca. Ok, Pronti! In perfetto. marcia! Suonate la carica! Vai, andiamo. Ok, i russi provano a fermare il mio esercito. Allora, 222 a 153. Questa è una bella battaglia. Ok. Obbediamo. Signor sì! Accorciare la distanza! Eccoci qua finalmente. Venezia contro Mosca. Il mio migliore esercito contro 261 russi incazzati. Siamo come numero siamo in svantaggio. Infatti noi abbiamo 184 unità, loro 261. Ma io me ne frego e andiamo. Vai. Ordini ricevuti. Muoversi.
Bene, Mosca è conquistata. Ormai anche se mancano poche città, la guerra è vinta. Nonostante questo, però, ho firmato un breve accordo di pace con i russi per ripreparare l'esercito e conquistare tranquillamente le ultime regioni. L'unica città importante rimasta è San Pietroburgo, le altre tre invece sono molto piccole. Ok, dai ragazzi, io vi saluto, alla prossima. Ciao raga.